un'economia che riparte fortunatamente e abbiamo Sì. una rappresentante di un settore che ha sofferto tantissimo ma che per fortuna sta ripartendo alla grande. Assolutamente sì, parliamo del settore dei matrimoni, insomma abbiamo visto che ha sofferto davvero tanto come tanti altri comparti in quest'ultimo anno e mezzo perché feste vietate, invitati insomma contingentati, insomma diciamo che la situazione è stata critica per tanto tempo, adesso forse si vede diciamo così la fine del tunnel, ma per parlarne e capire meglio anche qual è il futuro del settore siamo in collegamento con Giulia Bolla, capodelegazione di Federmap Veneto. Benvenuta Giulia. Buongiorno, grazie, Benvenuta, grazie di questo benvenuta. invito, è un Allo- piacere. allora Giulia, io ho veramente tantissime amiche che si stanno sposando, si vogliono sposare in questi mesi perché giustamente d'estate poi c'è sempre il boom dei matrimoni, Matteo. E Certo. ecco, e però obiettivamente non sanno cosa possono fare, cosa vogliono fare, insomma, anche perché c'è tanta confusione sul tema. Ecco, facciamo un po' di chiarezza. Quali sono le linee guida per organizzare un matrimonio adesso? Assolutamente. Allora, diciamo che in realtà anche noi operatori siamo in attesa di alcune risposte, alcuni chiarimenti. Purtroppo, perché alcune cose non sono per dire, parliamo del Green Pass. In realtà il Green Pass allo stato attuale non c'è, non esiste. Quindi per chi dovrà andare a un matrimonio in questi giorni, nei prossimi giorni, dovrà portare il famoso certificato o che è stato vaccinato, o che ha fatto un tampone, l'esito del tampone, oppure che ha passato il Covid. Ovvio che devono essere documenti ufficiali. E poi questo, quello che ci dicono, perché anche noi non abbiamo, che sono documenti che non vanno consegnati, ma che ognuno deve tenere, i vari invitati devono tenere con sé. Quindi è una loro responsabilità. Se poi dovesse esserci un controllo, lo devono fare perché il famoso Esatto. problema anche del Green Pass è un problema di privacy, vero? Esatto, chiariamo anche questo aspetto, Ecco. cioè non c'è una persona dedicata che deve controllare l'accesso, eccetera, con la documentazione necessaria. Bisogna avere con sé il documento nel qualora, insomma, ci fossero dei controlli. Esatto, esatto. No, no, sembrava a un certo punto che ci fosse richiesta questa figura del Covid manager. Poi magari c'è qualche sposo che decide di raccogliere tutti questi dati e di tenerli, però ecco appunto, siccome è un punto un po' delicato e quindi diciamo che no, è responsabilità del singolo. Quanto ha sofferto il settore, Giulia Bolla, questo settore che, Tantissimo. che tra l'altro ha un indotto incredibile perché insomma tra chi organizza banqueting e quant'altro, insomma è una filiera intera Sì, che ha sì. sofferto tanto. Certo, è una filiera davvero molto ampia. Noi all'interno, pensate, di Federmap abbiamo 80 codici Ateco per dare un'idea di quanto è vasto e siamo tante magari piccole realtà, partite IVA. Allora, ha sofferto tantissimo perché diciamo che l'anno scorso il fatturato è, diciamo, stato praticamente azzerato e poi con la grossa difficoltà di tutti gli spostamenti, ritrovare date che andassero bene a tutti e poi questa nuova incertezza nel 2021 fino all'ultimo, come dicevo appunto, ci sono tutte le spose, noi stessi operatori che ancora siamo un po' nell'incertezza di tutte queste regole. Però insomma dai, siamo fiduciosi, c'è tanta voglia, vedo in tutti di tornare a festeggiare, ci vuole tanto senso di responsabilità, ecco, e anche quindi però siamo, dai, le vaccinazioni vanno avanti e quindi siamo Insomma, è, fiduciosi che si possa riprendere. esatto, esatto, insomma questo è il sentore. Ecco, voi il 4 di maggio siete intervenuti per protestare contro quella che era stata la festa per lo scudetto dell'Inter, quindi in Piazza Duomo si erano trovate migliaia di persone, giustamente avevate detto festa per lo scudetto sì e matrimoni no, insomma è assurda questa situazione, Sì, paradossale. appunto, Ecco, perché a un certo punto la sensazione è questa adesso, cioè tutto riparte, i matrimoni sono gli unici con la necessità del Green Pass.
fossimo, diciamo, un covo per il Covid, nascesse tutto dai matrimoni o dalle feste private, ecco, perché poi parliamo anche di feste in generale. Quindi noi, anzi, quello che diciamo, che appunto con delle regole molto chiare, sono situazioni nelle quali c'è anzi maggiore controllo. Non c'è motivo. Allora abbiamo visto tutto questo assembramento così, e noi che eravamo fermi, devo dire veramente, ci siamo un po' arrabbiati. Giustamente. Ecco, e soprattutto ci siamo sentiti un po' dimenticati. Invece adesso si riparte, si può ripartire. Avete già una bella estate con una programmazione ben definita, sentendo ovviamente i vostri Sì, associati, allora, insomma. sì. Allora si sta ripartendo col fatto, adesso veramente siamo tutti super impegnati, perché col fatto di questa incertezza fino all'ultimo, magari alcune decisioni non sono state prese con la normale programmazione, perché cioè il nostro lavoro prevede una lunga programmazione. Quindi adesso siamo tutti i vari operatori super impegnati, diciamo che lavoriamo veramente 18 ore al giorno per poter ripartire comunque nel modo migliore, per accontentare in modo assoluto perfetto tutte le nostre coppie. E per recuperare anche un po' di tempo perduto. Esatto. Ecco. Sì. Ecco, mi aggancio un attimo alla domanda di prima, insomma, quella per quanto riguarda la festa dello scudetto, ma diciamo la situazione paradossale che si era venuta a creare. Voi vi siete sentiti lasciati da parte, insomma, da parte dello Stato, vi siete sentiti lasciati indietro dal governo in questo frangente? Sì, assolutamente, perché quando c'è stato, diciamo, la ripartenza, il decreto, quello di aprile, del 26 26 aprile. aprile, esatto, in quel momento lì noi sinceramente ci aspettavamo magari non di riaprire il 3 giorni dopo, una settimana dopo, ma di avere delle date. Cioè, anche che ci dicessero si riparte dal 1° giugno, da metà giugno, ma al 26 aprile a noi non è stata data una data, per quello siamo scesi in piazza. Io stessa mai avrei pensato però in quel di scendere in piazza, di essere addirittura l'organizzatrice, perché appunto a Venezia abbiamo organizzato questa protesta. Perché cioè, ci è sembrato l'unico modo per farci sentire. Poi devo dire che abbiamo qui in Veneto, siamo anche stati supportati dalle consigliere Cestari e Sponda, che appunto il giorno dopo hanno proprio portato in una mozione che è stata approvata all'unanimità. Oggi, per dire, come delegazione abbiamo una call con l'assessore Marcato, l'assessore allo sviluppo. Certo. Ecco, qui chiederemo, per dire, dei bonus anche per le coppie di sposi, perché anche giustamente anche gli sposi hanno avuto delle difficoltà in questo periodo dal punto di vista lavorativo, quindi anche loro giustamente magari se possono avere un piccolo incentivo. Si può Ecco, quantificare quindi chiederemo un supporto, diciamo, per noi e anche per loro. Si può quantificare anche economicamente il valore della vostra filiera in Veneto? C'è un fatturato, un ordine di grandezza? Allora, diciamo che noi facciamo veramente fatica a dare, diciamo Certo. che abbiamo fatto un calcolo anche con Confartigianato, perché purtroppo siamo veramente molto Tanti. frammentati, però diciamo che contando tutto quello, facciamo un conto di essere un 10, un 12 del PIL veneto, Però, della regione. mamma mia, Sì, Verona oltretutto devo dire che come matrimoni è la prima provincia. Mi sembra siamo sui 3.500, in tutta la regione siamo sui 15.000. E poi quello che dobbiamo contare è che oltre a questi, che sono quelli, diciamo, che siano religiosi o civili, ci sono quelli degli stranieri, che sono i simbolici, che non riusciamo diciamo, non riusciamo a certo. quantificarli, perché poi quello è anche il turismo, anche gli stessi sposi italiani. Io
dire, non sono una destination wedding planner, ma ho tante coppie italiane che vivono all'estero, quindi questi quando vengono in Italia portano comunque persone, invitati che poi usufruiscono degli hotel, dei ristoranti, e quindi anche il settore turistico è interessato dal Certo. settore dei matrimoni o degli eventi privati, ecco. Perdoni una precisazione, parlava di 3.500, sono i matrimoni che si svolgono in un anno mediamente a Verona? Non ho capito. Sì, Ok, e 15.000 in totale più o meno nella regione, questo a livello medio sì, sì. chiaramente. Accidenti, sono tanti, Sono insomma. tanti, sì. Giorgia, Bene. Allora, Giulia, grazie mille per aver partecipato, per averci dato, diciamo, una panoramica più chiara di del comparto matrimoni, perché effettivamente è giusto tornare a parlarne, ed è giusto dare spazio, considerato il fatto che, come dicevamo in apertura, Matteo, l'estate è la stagione principe, insomma, sì. la stagione, insomma, clou dei matrimoni, insomma, quindi diciamo che siamo contenti che adesso si possa ripartire in qualche modo. davvero. Allora, in bocca al lupo per questa ripresa accelerata Grazie. chiaramente dei lavori e insomma speriamo che possa essere l'ultima ripartenza, dai, che si possa proseguire poi Sì, senza esatto, ulteriori che non ci siano più interruzioni. altri stop. Grazie a voi Bene. per l'opportunità. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Insomma, Bene. Giorgio, siamo tutti felici, dai. Sì. Anche questo è un pezzo di normalità che torna a girare nel verso giusto e quindi Assolutamente. insomma siamo felici. Auguriamo a tutte le coppie, tra l'altro, che si vorranno sposare, che si sposeranno quest'estate, di farlo nella massima serenità, perché abbiamo visto anche Esatto. che ci sono tutti gli strumenti necessari in qualche modo per fare un matrimonio in sicurezza, e questa è la cosa migliore. Assolutamente sì, insomma, anche qui una boccata di ossigeno per tutti e speriamo insomma, di andare sempre meglio, insomma, di migliorare sempre di più la situazione, perché l'abbiamo detto, la campagna vaccinale sta proseguendo, sembra veramente di poter uscire finalmente dall'emergenza sanitaria che ci attanagliava ormai da 1 anno e mezzo, insomma, Matteo, quindi parecchio tempo. Ma la vera incognita sarà, come lo è stato nel 2020, un po' l'autunno, perché l'estate si sa fa crollare il numero di contagi e quant'altro, però questa volta, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo i vaccini che insomma dovrebbero, anzi ce lo auguriamo tutti, fare anche il loro dovere, e quindi un autunno ci auguriamo diverso anche da quello del 2020. Esatto, insomma, dicevamo ieri, tra l'altro ricordo che secondo le proiezioni che sono state fatte, la Regione Veneto dovrebbe raggiungere l'immunità di gregge entro settembre, quindi buona notizia, speriamo, così ci lasceremo alle spalle veramente tutto. Matteo, anche per oggi allora il nostro appuntamento è finito e diamo allora un nuovo appuntamento domani, sempre dalle 12 alle 14, per parlare di nuove tematiche. A domani.